Domani, 12 ottobre, è un giorno importante per le autonomie locali del Veneto. Ci sarà la elezione del Consiglio delle Autonomie Locali, un organo di rappresentanza dei territori e quindi dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle unioni dei comuni e delle comunità montane. Attraverso questo organismo c'è la possibilità degli enti locali di partecipare al processo formativo delle leggi e partecipare anche ai processi amministrativi che attraverso il Consiglio e la Giunta riguardano gli enti locali, quindi le esigenze dei territori. Il Consiglio di Autonomie Locali può anche presentare proposte di legge al Consiglio regionale in modo tale che vengano assunte come forma legislativa. Quindi domani è un'occasione importante per i sindaci che hanno la responsabilità di partecipare a questo processo e di dare la loro indicazione per i loro rappresentanti in seno a questo nuovo organismo. È un passo in avanti e un'opportunità da cogliere. Il Consiglio l'ha votata all'unanimità l'anno scorso questa legge. Le modalità di elezione si possono consultare sul sito consiglioveneto.it in modo tale da avere chiarezza di come si vota e dove si vota. Ci sono 3 località individuate nel territorio regionale e ci aspettiamo come Consiglio regionale, come ufficio di presidenza, che la partecipazione sia massiccia, responsabile e convinta.